Va bene, siamo in diretta. Bene, siamo in diretta. Benvenute e benvenuti. Questa nuova iniziativa in diretta sulla pagina Facebook e YouTube del Manifesto Sardo, organizzata con Sadommu Dedottus, decolonizzare l'ambientalismo. Decolonizzare l'ambientalismo è organizzata con dei compagni, degli amici relatori che abbiamo chiamato per affrontare questo argomento. Stefano De Liperi, il portavoce del gruppo di intervento giuridico, Graziano Bullegas, presidente di Italia Nostra in Sardegna, il giornalista e attivista Lorenzo Teclemme e Cristiano Sabino di Filosofia dei Logu. L'urgenza di questo confronto nasce dall'idea condivisa da una vasta galassia di organizzazioni politiche, ambientaliste, ecologiste, di sostenere azioni politiche che contrastino gli effetti devastanti e distruttivi per l'umanità dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale, azzerando le attività inquinanti e favorendo il risparmio energetico e l'autoproduzione. Una galassia ecologista che è necessario connettere in una rete più ampia, una rete che unisce tutti coloro che pensano, che sono consapevoli che l'umanità sta abitando un mondo sbagliato, perché non mette al centro le persone, ma solo i mercati e la finanza. Per farlo vogliamo partire dall'analisi di una Sardegna che è stata avvelenata da modelli di sviluppo neocoloniali che l'hanno trasformata in una terra di disuguaglianza, in una terra di inquinamento e in una terra di occupazione militare. Non si tratta solamente di comprendere quanto è vicino il disastro e come possiamo cambiare radicalmente il nostro attuale modello di vivere, di produrre e di consumare. Le cose si complicano quando passiamo dalle buone intenzioni apparentemente lineari nel piano globale al caos del piano locale, dove la crisi climatica viene filtrata da tanti attori, dai media, dal governo della nostra regione, dall'antica e sempre attuale relazione tra il lavoro e il capitale, che svela proprio nell'argomento che tratteremo stasera la vera natura del neoliberismo proprio nella pratica dell'ingiustizia climatica. È proprio all'interno di questo caos, di questa complessità, che nasce il titolo del nostro confronto, Decolonizzare l'ambientalismo, che è un titolo forte, è un titolo polemico che mi porta a chiedermi, prima come persona che opera nell'informazione e poi come attivista, se esiste davvero questo rischio, cioè il rischio di appiattirci a logiche neocoloniali anche dentro una delle più drammatiche crisi delle energie di tutti i tempi. Le associazioni ambientaliste FAI, Legambiente e WWF hanno sottoscritto fra loro un accordo, l'accordo che si chiama Paesaggi Rinnovabili, per il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, un accordo che è stato definito dal gruppo di intervento giuridico senza se e senza ma, anche al di là della terminologia green accattivante della presentazione pubblica. Leggo dal commento del responsabile paesaggio di Lega Ambiente che questo accordo si propone di dare una accelerata all'abbandono delle fonti fossili e di abbracciare con convinzione le rinnovabili, un accordo che viene definito una rivoluzione gentile e che poi la trasformazione del paesaggio non può ridursi a una questione estetica, ma deve diventare sociale, ambientale e quindi etica. Come non essere d'accordo con FAI, Legambiente e WWF? Cosa aspettiamo a fare la rivoluzione gentile? Eppure in Sardegna il 20 maggio 2021 risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per
altrettante 21 centrali eoliche che complessivamente dovrebbero interessare più di 10.000 ettari di boschi e di terreni agricoli, da un'ottantina di richieste e di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici. Insomma, c'è davvero, come scrive Italia Nostra in Sardegna, una vera e propria corsa ad accaparrarsi immense aree marine per l'installazione di questi impianti. Ad oggi sono presentate ben 15 richieste per l'installazione di 809 pale attorno alla Sardegna. Quindi una bella rivoluzione gentile. Affascinante anche lo slogan che ci racconta che la guerra è fossile, la pace è rinnovabile, ma è davvero curioso che si possa solamente mettere in discussione la ricchezza di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico-culturali senza una seria pianificazione energetica, a maggior ragione in relazione a proposte di centrali energetiche da fonti rinnovabili provenienti da privati in assenza di sufficienti vincoli e piani paesaggistici. L'altro aspetto preoccupante di questa rivoluzione gentile che chiederò a Stefano De Liperi di approfondire è che in Sardegna, se fossero approvati tutti i progetti di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vi sarebbe un'overdose di energia prodotta, pagata dallo Stato, ma inutilizzabile dai sardi, perché oggi in Sardegna, chiedo poi ai nostri relatori, non esistono impianti di conservazione dell'energia prodotta. Se tutti questi impianti venissero autorizzati, anche tenendo conto degli impianti eolici e fotovoltaici a terra già realizzati, non quelli proposti, si arriverebbe a un potenziale picco massimo di una quantità di energia che tecnicamente non è utilizzabile e neppure esportabile. Concludo ponendovi delle domande. Siamo di fronte a un falso problema legato all'interpretazione del nostro paesaggio e delle nostre identità storiche e culturali, che possono essere anche sacrificabili o svendute anche al migliore offerente, anche in nome della riconversione ecologica. L'approccio ecologista decoloniale che Cristiano Sabino descrive nell'ultimo numero di Filosofia dei Logu è un'invenzione? È un artificio retorico privo di ragione e di senso? Oppure anche la prospettiva ecologista è legata al potere, è legata all'oppressione, è legata al privilegio? La lotta delle attiviste e degli attivisti per il clima è una lotta a sé statica, oppure è una lotta che anch'essa è interconnessa con la classe, con il genere, con l'etnia? E come possiamo essere interconnessi, o meglio, come possiamo essere intersezionali, per usare un termine adottato dalle attiviste femministe della terza ondata, che ci aiuta a comprendere come la violenza delle disuguaglianze del sistema neoliberista è comunque interconnessa con tutte le dimensioni della società. Quindi concludo con queste domande presentando il primo ospite, relatore di questa serata, Graziano Bullegas, presidente regionale di Italia. No, scusate, no, la prima persona che devo presentare è Stefano De Liperi, il portavoce del gruppo di intervento giuridico, nonché collaboratore del nostro manifesto sardo. A te la parola, Stefano. Sono domande le tue che veramente in tanti ci facciamo anche da parecchio tempo. Perché? Perché è una situazione sicuramente molto particolare, quella della Sardegna, inserita in un ambito nazionale e internazionale decisamente sempre più preoccupante. La crisi derivante dal cambiamento climatico non è uno scherzo, non è un'invenzione di qualche ambientalista o qualche scienziato pazzo, è una realtà, lo stiamo vedendo nel corso degli ultimi anni. La necessità di passare, di cambiare, di modificare le nostre abitudini, innanzitutto
e poi anche il sistema di produzione energetica, anche questo ormai dovrebbe essere un fattore acquisito, ma fondamentalmente non lo è ancora. Dobbiamo anche pensare a un'altra cosa, che come giustamente hai detto, mentre sui principi, sulle enunciazioni di carattere generale ci ritroviamo pressoché tutti quanti d'accordo, poi passare dalla teoria alla pratica, viceversa, denota tante e tante differenze, anche nel mondo ambientalista, per carità. Io cerco molto brevemente, molto rapidamente, per dare un attimo un quadro, di disegnare quella che è la realtà che si sta preparando per Sardegna. La Sardegna, allora, ricordiamo tutti quanti, perché qualcuno dai fatti, poi lo vedremo, ancora non se ne rende conto, la Sardegna è un'isola, quindi non è direttamente collegata con il sistema elettrico nazionale, con una capacità di collegamento infinita e continua, tutt'altro. La Sardegna oggi ha una serie di collegamenti dal cavo di Otto Sapei al Sacoi, cioè l'uno con la Corsica, attraverso la Corsica verso la penisola, e l'altro direttamente verso la penisola. Verranno potenziati, così come ci sarà a breve anche un altro collegamento attraverso appunto il Mezzogiorno d'Italia e attraverso la Sicilia, il Tyrrhenian Link. Questo collegamento, così per fare un attimo capire fin da subito quali sono le logiche, questo collegamento venne definito dal il presidente di Terna nel 2021 come fondamentale, perché Sardegna e Sicilia dovevano in buona sostanza diventare delle piattaforme di produzione energetica valide per tutto il sistema nazionale. Quindi l'indicazione è un'indicazione estremamente autorevole. L'allora ministro dell'ambiente Cingolani avallò queste dichiarazioni, per cui insomma il disegno era abbastanza chiaro. Bene, una volta stabilito che questi collegamenti al massimo potranno avere la capacità di 2000-2200 megawatt, considerate poi le dispersioni, andiamo a vedere quanto si vuole già produrre in Sardegna con quello che è già stato realizzato, quindi siamo circa intorno ai quasi 1936 megawatt di potenza installata. I progetti che sono già stati presentati a terra e quelli che sono stati presentati a mare porterebbero la potenza installata a qualcosa come quasi 24.000 megawatt, quindi direi circa 11-12 volte quello che noi oggi abbiamo installato. Ora, tutta questa potenza, nel momento in cui riuscisse a produrre contemporaneamente energia, certamente una parte verrebbe consumata in Sardegna, una parte potrebbe essere esportata verso il resto della penisola e poi collegamenti internazionali. Attualmente non abbiamo alcun sistema di accumulo energetico, di accumulo e conservazione energetica, vi sono solo dei progetti, ma in essere attivo non abbiamo ancora nulla, e quindi noi andiamo semplicemente a prendere atto di un fatto, che se vi fosse effettivamente l'autorizzazione per tutti questi progetti di nuove centrali da fonte rinnovabile, eolica e fotovoltaica, noi arriveremo ad avere un tale quantitativo energetico che dovrà essere preso in carico dal gestore unico della rete, dovrà essere quindi pagato, ma non potrà essere utilizzato, perché già oggi la Sardegna è circa il 40% in più, produce già il 40% in più di energia, viene esportata, quella che è possibile esportare, e il resto non viene utilizzata. Ecco, quindi questi sono già dei numeri che dovrebbero farci riflettere, ma oltre dovrebbe farci riflettere anche qualche altra cosa. La prima fonte di energia, penso, dovrebbe essere il risparmio energetico. Cosa vuol dire questa affermazione? Che sembra anch'essa una banalità, e per certi aspetti lo è anche. Vi faccio un esempio semplice. Da poco
è stata esitata positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale per la ripresa di produzione del ciclo dell'alluminio dell'Eurallumina. Ora, come? Come produzione di alluminio primario. Bisogna sapere che oggi in Italia l'alluminio è fondamentalmente alluminio riciclato. In Italia già operano una dozzina di fonderie che producono alluminio riciclato. Il 90% dell'alluminio che circola in Italia è alluminio riciclato. L'Italia è uno dei leader mondiali dell'alluminio riciclato. Solo una follia sul piano energetico, sul piano ambientale, sul piano soprattutto economico, va a vedere la riattivazione di un sistema di produzione primaria dell'alluminio come una scelta industriale da perseguire. È pura follia. Per capirci, solo sotto il profilo energetico, la necessità, diciamo, di energia per la produzione di alluminio riciclato è circa di 1/8 rispetto a quella dell'alluminio primario. Già solo questo fa capire come energie prodotte vengano in realtà prodotte ma senza che ve ne sia l'effettiva necessità. Ora, andando a effettuare seriamente una valutazione, una pianificazione su quella che è l'energia realmente necessaria, quindi quella che realmente servirebbe sia alla società sarda che anche eventualmente per l'esportazione a livello nazionale, comporterebbe senza ombra di dubbio una valutazione anche molto più seria, più concreta su quella che effettivamente dovrebbe essere la potenza installata in questa regione. Poi, oltretutto, c'è un elemento importantissimo, sia sul piano dell'impatto ambientale, certamente, ma anche, io dico, sotto il profilo delle scelte di carattere proprio politico in senso più lato del termine. Domanda semplicissima, ma qualcuno, a chi vive su questa benedetta isola buttata lì nel Mediterraneo occidentale, ha chiesto se vogliamo davvero diventare una piattaforma di produzione energetica? Chi è che ha preso questa scelta? Dove? Quando? È stata presa in quale sede? È stata presa con quale procedura? Di tutto questo praticamente noi non sappiamo assolutamente nulla. Sono delle scelte di carattere economico che poi sono state rivestite volta per volta come scelte politico-amministrative di cui non si sa bene chi ne abbia la paternità, eppure la maternità, giusto che ci siamo. Ecco, io credo che giustamente il titolo di questo incontro di oggi parla di ambientalismo e di colonialismo. L'ambientalismo, oltre a doversi occupare giustamente, perché questo è il nostro fine fondamentale, di difendere l'ambiente, valori ambientali, valori storico-culturali e anche identitari, deve anche preoccuparsi di avere le scelte libere, fare delle valutazioni libere, non delle valutazioni che siano connesse a questo o a quest'altro interesse, e di carattere economico e di carattere politico. Io su questo sono estremamente critico nei confronti degli amici ambientalisti che hanno preso delle strade diverse, hanno fatto delle scelte diverse. Perché? Perché non ci si pone minimamente il problema, a mio parere, di chi, quando, come ha preso queste scelte e soprattutto del fatto che deva essere questa o quest'altra terra, nel caso specifico la Sardegna, a pagare il prezzo di affari che vengono a creare ricchezza, a creare vantaggi economici altrove. Se noi andiamo a vedere chi oggi ha effettuato le richieste di concessione demaniale marittima per fare le centrali eoliche offshore, contro cui noi abbiamo presentato come gruppo di intervento giuridico sistematicamente atti di opposizione, andiamo a vedere che la gran parte sono società multinazionali o fondi di investimento.
Quindi gente a cui della Sardegna, della realtà di un qualsiasi territorio, non gliene può fregare di meno. Sono esclusivamente interessi economici che entrano in gioco. Beh, io credo che un ambientalismo fatto con scelte concrete, con scelte responsabili, con valutazioni a 360 gradi, di questo ne deve assolutamente tenere conto e non possa assolutamente prendere atto e soprattutto avallare scelte che effettivamente vengono fatte sulla testa delle persone che vivono in un determinato territorio e possano poi provocarne tutte le conseguenze anche di carattere economico e sociale. Mi sembra di essere già stato un pochino oltre i 10 minuti. Vi ringrazio. Allora, grazie Stefano, nel ringraziarti e nel dare la parola a Graziano Bullegas, che è il segretario di Italia Nostra in Sardegna. Volevo proporre a Graziano di rispondere anche ad alcune domande che ci hanno posto alcuni nostri utenti su Facebook, proprio in merito alla questione degli accumuli e alla questione della distribuzione e dell'esportazione. Gaia Pedrolli che sostiene che sia appunto esportabile, che ci siano delle reti di distribuzione, e anche Mauro Romanelli, che conosciamo direttamente anche con Lorenzo, che sostiene che sia necessario appunto fare una politica degli accumuli, suggerendo anche in Sardegna c'è pure un'ottima azienda che fa accumuli. Ti lascio la parola, Graziano, prego. Anche agli ascoltatori e grazie a quelli che ci hanno posto le domande, alle quali cercherò di rispondere. Però prima vorrei dire alcune cose, poi cercherò di rispondere anche a quelle domande. Partirei dal fatto che storicamente la Sardegna, anzi il colonialismo in Sardegna storicamente è passato proprio attraverso il legame con l'energia. Infatti già i romani, ma soprattutto i piemontesi, hanno devastato le nostre foreste proprio per utilizzare la legna per fare carbone, per le fonderie. Le stesse concessioni minerarie erano legate a prelevare il legname per poi utilizzarlo nelle fonderie, senza poi parlare delle traversine per le ferrovie che sono servite appunto a distruggere le nostre foreste. E oggi diciamo che il legame è ancora molto, molto stretto tra colonialismo ed energia. Non è un caso che oggi si sta riproponendo in Sardegna l'utilizzo del gas, anzi si sta proponendo, visto che prima non è arrivato il gas, quando in effetti poteva avere un senso negli anni '80. Successivamente poi ci siamo adattati ad altro e oggi effettivamente non abbiamo bisogno di gas. Ciò nonostante, i nostri governanti sardi, ma lo stesso governo italiano, ha deciso che la Sardegna deve, fuori tempo massimo, deve dotarsi di questa grande infrastruttura, prima con le dorsali, poi attualmente insomma con i rigassificatori cosiddetti. Proprio a marzo dello scorso anno il governo col decreto energia ha deciso che dobbiamo piazzare 2 rigassificatori, uno al nord e uno al sud, un rigassificatore, i 2 nord e sud flottanti, uno fisso oristano a terra. Poi dobbiamo fare delle mini dorsali, probabilmente anche è rimasto il quesito: si farà a Giorgino o meno un altro rigassificatore. Insomma, si sta decidendo di dotare la Sardegna di
di infrastrutturare la Sardegna per utilizzare un combustibile che a noi non serve, anzi non serve né a noi ma nemmeno al cambiamento climatico, perché è vero sì che emette un po' meno CO2 del carbone, ma è sicuramente molto più pericoloso proprio per le questioni climatiche, in quanto il metano, il GPL eccetera sono gas climalteranti. Per cui dotare oggi la Sardegna del gas significa insomma tornare indietro di moltissimi anni, anche perché significherebbe anche poi se si fanno i rigassificatori e quindi si spendono ingenti investimenti in quella direzione, significa che poi dobbiamo ammortizzare questi costi e quindi per i prossimi 30-40 anni possiamo dimenticarci il phase out, che dovrebbe essere al 2025, cioè liberarci del carbone ma anche delle emissioni di carbonio entro il 2025 dovrebbe essere l'obiettivo che ci siamo posti, ma chiaramente si sta rimettendo tutto in discussione. La stessa ARERA, qualche 2 anni fa circa, con una sua relazione aveva sconsigliato l'uso del gas in Sardegna anche dal punto di vista economico e aveva invece sostenuto l'elettrificazione dei consumi, che è la strada che io credo noi dobbiamo percorrere. Anche ultimamente, lo leggevo su Lione Sarda perché non è pubblico questo, l'ultimo documento di ARERA continua a sostenere che la Sardegna non abbia bisogno del gas. E oltre a questo, la Regione Sardegna ha deliberato qualche mese fa di finanziare la rete dei gas nei comuni che non hanno ancora la rete del gas. Anche questo è chiaramente un assurdo, insomma. Stiamo andando controcorrente, ci stiamo dotando di una infrastruttura vecchia, inutile, stiamo quindi spendendo soldi in un settore che non ha assolutamente senso, e questo perché stiamo pagando il prezzo della totale assenza di una politica energetica e di una qualsiasi politica pianificatoria. Abbiamo lasciato che fosse il mercato a scegliere e oggi appunto paghiamo il prezzo di tutto questo. Noi siamo convinti, lo abbiamo detto anche nelle riunioni che abbiamo fatto alla Mise quando si è discusso del phase out della Sardegna a gennaio 2020, abbiamo sostenuto che oggi è possibile, sono maturi i tempi per superare la fase del carbone e del gas in Sardegna e che il futuro è rinnovabile, chiaramente se liberato dalla speculazione energetica, dai mega impianti che devastano il paesaggio, il territorio e che devastano anche la stessa economia della Sardegna. Queste cose noi le sosteniamo, però siamo fortemente preoccupati di quello che sta succedendo, dell'aggressione che sta subendo oggi la Sardegna, perché le energie rinnovabili si possono produrre in Sardegna senza questa aggressione. L'ha illustrata benissimo Stefano. Voglio soltanto ricordare che in difetto, ha dato dei numeri in difetto, perché gli impianti oggi richiesti in Sardegna tra eolico offshore, eolico onshore e impianti fotovoltaici sono 2339 a qualche giorno fa, richiesti al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Sardegna, e alcuni sono soltanto alle richieste di concessione demaniale marittima per 3 degli impianti. La produzione sarebbe una potenza che supererebbe, con quello esistente, supererebbe i 25.000 megawatt, è una produzione intorno ai 43 terawattora di produzione. Se mettiamo in conto che noi abbiamo bisogno di 8 terawattora, 8-9 terawattora annue, che non è questa energia non è esportabile per un motivo molto semplice, perché anche col Tyrrhenian Link in effetti potremmo esportare massimo 3 terawattora annue, non di più. Idem con SAPCOI e con SAPE, insomma ci avanzerebbero intorno ai 30 terawattora annue, che non è davvero utilizzabile. Allora, perché questo? Cosa sta avvenendo? Di fatto sembrerebbe che ci sia una corsa ad accaparrarsi
pezzi di mare stiamo parlando di migliaia di chilometri quadrati, pezzi di terra, colline, eccetera, e poi magari venderle al miglior offerente oppure tenersele perché fa valore aggiunto anche questo. Ora, quello che noi, e qui torniamo al dissenso che abbiamo con le altre associazioni ambientaliste, e il fatto è che noi diciamo che bisogna produrre, cioè che c'è bisogno di una pianificazione, bisogna produrre quanto serve anche per esportazione, se vogliamo, eccetera, ma non certamente in queste quantità, e poi dobbiamo prima di tutto pianificare. Le norme per pianificare esistono, addirittura esiste la legge di delegazione europea del numero 53 dell'aprile del 1900, di 2 anni fa, insomma, che dice che bisogna disciplinare, individuare le aree, le superfici idonee e non idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici e di strutture edificate quali capannoni industriali, parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi. Il governo avrebbe dovuto fare questo, non ha fatto niente. Dopo qualche mese, a dicembre del 2021, ha emanato il decreto 199, e anche in questo si è preso praticamente altri 180 giorni per ribadire che avrebbe dovuto dare le direttive per individuare tutte queste aree. Ancora i 6 mesi sono scaduti a giugno scorso, insomma ancora non è stato fatto niente. Questo per quanto riguarda gli impianti onshore, quindi impianti eolici e impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda gli impianti eolici offshore, anche in questo caso lo stesso decreto 199 individua qual è la strada da percorrere, pensando appunto che bisogna individuare le aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore, e considera tali aree quelle individuate dalle linee guida contenenti gli indirizzi e criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Lo spazio marittimo, i piani di gestione per lo spazio marittimo sono in corso, attualmente sono a procedura di VAS, e esiste in questo momento la fase, quella della consultazione sul piano e sul rapporto ambientale. Ma se noi prendiamo quella VAS, le mappe di questo documento, vediamo che le richieste che sono state presentate, per esempio per l'eolico offshore, tutte le richieste che riguardano la Sardegna, la costa della Sardegna orientale, non sarebbero autorizzate perché in quelle aree non è previsto nessun impianto per la produzione di energia elettrica. Sarebbero possibili nelle aree della costa occidentale, ma anche in questo caso non tutte, solo quelle che sono ad una grossa distanza dalla costa. Questo dice la pianificazione che si sta facendo oggi. Quello che ci deve preoccupare è che da una parte esiste una pianificazione in corso, però intanto noi stiamo incominciando, cioè esistono tutte queste richieste, un po' come se nella fase di preparazione di un piano urbanistico comunale ci fosse questa corsa a accaparrarsi i terreni e possibilmente che si presume diventeranno edificabili. Questa è una cosa da film di Rose, mi pare, insomma, Le mani sulla città, ma non può esistere, insomma, questo sistema, cioè dobbiamo prima pianificare e poi decidere dove si costruiscono i palazzi. Oggi stiamo costruendo i palazzi e poi con calma facciamo la pianificazione della città. Non funziona così, è un grosso errore questo. La stessa ISPRA nell'ultimo rapporto sul consumo di suolo ci ha detto che
che è preoccupante il fenomeno dell'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Si parla di decine di migliaia di ettari di suolo che sono occupati da questo impianto, ma la stessa ISPRA ci dice anche qual è la strada, e cioè quella di utilizzare i tetti delle case che darebbero a disposizione 75.000, tra 75.000 e 99.000 ettari. E noi siamo convinti, insomma, che la strada non possa che essere questa, insomma. Sto andando troppo per le lunghe, chiudo ricordando che esiste, insomma, un problema serio, quello del cambiamento climatico, che dobbiamo affrontare, che è necessario e si può affrontare soltanto con le energie rinnovabili, ma abbiamo necessità di pianificare e decidere appunto dove, quando, quanto e come realizzare questi impianti, e i cittadini, i sindaci, eccetera, devono avere un ruolo importante in tutta questa vicenda. Questa è la strada. Brevemente alle domande che sono state poste, io credo che gli accumuli siano una soluzione importante, non definitiva, ma anche questa. Tra l'altro l'Enel ha vinto appunto la gara per degli accumuli in Sardegna, che serviranno proprio a pianificare la rete, a supportare la rete, vista la difficoltà della continuità della produzione dell'energia. E per quanto riguarda invece l'esportazione, oggi l'esportazione è quella che è, anche col Tyrrhenian Link non si fa molto, molto lontano, ma dobbiamo appunto stabilire chi produce l'energia e quanta dobbiamo produrne, e quali dovrebbe essere compito di una pianificazione stabilire anche la suddivisione della produzione dell'energia in Italia e, visto che siamo in un contesto europeo, in Europa. Grazie al segretario di Italia Nostra in Sardegna, anche per le risposte ai nostri commentatori, ai nostri utenti. Diamo la parola adesso a un giovane giornalista e attivista per il clima, autore tra l'altro di un libro che abbiamo presentato in vari territori della Sardegna, guida alla scusate, la mia memoria sta dando i primi segni di cedimento, guida alla della fine del mondo. Grazie. Tra l'altro proprio io che ho scritto la recensione l'ho presentato a Cagliari, non mi ricordo il titolo, quindi scusate. Diamo la parola a Lorenzo. Allora, innanzitutto ciao a tutte, ciao a tutti, grazie mille al Manifesto Sardo per l'invito. Il tema è enorme, io mi segno il minutaggio e cercherò di stare in tempo, perché sono veramente tante le cose da dire. Chi mi ha preceduto ha detto tantissime cose corrette che veramente sottoscrivo al 100% sul metano, sulla necessità di autodeterminare il bisogno energetico della Sardegna, sulla necessità della transizione, insomma, davvero tante cose su cui concordo. E grazie a me Stefano Lo Sando, su altre cose non concordo, quindi mi prendo un po' questo ruolo. Faccio la quota gretina oggi, il mio background è quello, è Fridays for Future, e insomma proverò un po' a portare la mia visione, che credo derivi un po' anche da quella che è stata l'esperienza, ed è l'esperienza dei nuovi movimenti per il clima. La prendo proprio da lontano, il contesto. In questo momento la Sardegna è un'isola fossile e un'isola avvelenata. Il racconto che ci viene fatto, il racconto fatto d'uso e consumo del turista esterno, è quello dell'isola bellissima e incontaminata. Bellissima, lo è di certo la Sardegna, incontaminata molto meno. Per ragioni che sappiamo, penso ai SIN, penso alle basi militari, all'occupazione militare, e per tante ragioni che sono energetiche. La Sardegna, come d'altronde la gran parte dei territori di questo pianeta, è un'isola, è una nave che va avanti a combustibili fossili, va avanti a combustibili fossili nella produzione energetica, come Santo, la Sarlux, eccetera, eccetera, e va avanti a combustibili fossili nell'energia in generale. Ecco, no? Dalla benzina delle nostre auto, alle caldaie delle nostre case, al diesel dei treni, quello dei keroseni degli aerei, e così via, e così via. Cosa sta succedendo in questo momento in Sardegna? Io credo che stia succedendo una cosa molto buona e una cosa molto negativa. Una cosa molto, molto buona è che
per la prima volta si sta parlando di pale eoliche e di pannelli solari. E guardate che questo è un passo avanti notevole. Fino a qualche anno fa il discorso era tutt'altro. Una cosa buona perché a noi servono disperatamente tantissime pale eoliche e tantissimi pannelli solari. Avete presenti i ragazzi di ultima generazione, quelli che sono andati a imbrattare Palazzo Madama, che stanno subendo una repressione durissima, no? Sorveglianza speciale come mafiosi, eccetera. Ecco, loro hanno un breve documento di richieste. La loro prima richiesta è installare qualcosa come 20 gigawatt all'anno in Italia, ovviamente dei rinnovabili. Questo perché l'avanti, come dire, più radicale, che si sta mettendo più a rischio a livello personale nel movimento per il clima, ha ben chiaro che la prima cosa ineludibile è mettere tante rinnovabili, ovunque, se no non se ne esce. Questa è la cosa positiva. Qual è la cosa negativa? Che questo processo non è gestito. Cioè non c'è una programmazione, qua mi ritrovo con quello che si diceva prima, pubblica, dove pubblica vuol dire sovrana, dove pubblica vuol dire democratica, dove pubblica vuol dire sarda di questo processo energetico. C'è un libro le aziende che, stante l'evoluzione del settore energetico, stante il fatto che ora le pale eoliche e i pannelli contengono, che stanno installando. E questo comporta una marea di cose negative. Questo significa che noi stiamo mettendo energie rinnovabili senza nessuna garanzia sul fatto che si chiudano le centrali fossili. E voi capite che è un processo che va fatto in parallelo, una conversione, per non dire rivoluzione energetica. Tu installi uno per chiudere l'altro. Non abbiamo nessuna garanzia perché non c'è programmazione. Non parlo nemmeno di un discorso di royalties, di proprietà, eccetera, eccetera. Ci si trova sempre nella situazione in cui, come dire, il rapporto è tra il piccolo proprietario di terreno e la grande azienda. Non deve essere così, deve esserci un pubblico forte, florevole, democratico che sta in mezzo. Questo pubblico, sia ecco la regione, che cavolo ci pare, sta assolutamente lapetando, perché sappiamo che la regione, la nostra giunta regionale. Ora la domanda è, no, molto leniniano, che fare? Ed è una bella domanda difficile, non penso di avere una risposta definitiva. Provo ad analizzare quelle che mi sembrano siano le soluzioni in campo e quale potrebbe essere una soluzione che per la nostra linea, che ci possa permettere di toccare palla e non lasciare che questa sia solo una partita fra elite in cui il sardo e la Sardegna e il popolo sardo sta a guardare. La prima strada, quella dell'asse ferro. Il mercato ci penserà, arrivano le aziende, lo sanno fare, ci pensano loro. Avete capito? È un'idea che non mi piace, è una strada che io sento lontanissima da me per mille ragioni, però sapete anche quanto il laissez-faire, il lasciar fare al mercato, è un'idea invece molto popolare. La politica sarda è in realtà un'altra ipotesi che io penso sia il suo speculare, nel senso proprio che nasce per reazione epidermica istintiva, ed è quella del blocco. Io qualche tempo fa privatamente ho parlato con un vecchio ecologista sardo che mi diceva, guarda, noi non ci siamo nella stanza dei bottoni, perché non possiamo gestirlo perché non siamo al potere, in regione, eccetera. Possiamo solo bloccare, lasciare le bocce ferme fino a che non vinciamo le regionali. È uno scenario che ha una sua logica, che però io penso manchi un senso, che è il senso dell'urgenza. Graziano Stefano davano dei numeri. Un posto come la Sardegna deve decarbonizzarsi, cioè arrivare a emissioni nette zero in 10 anni, 15 anni massimo. Voi capite che sono tempi strettissimi. Pensare di aspettare che avremo il governo regionale nostro, qualunque cosa questo voglia dire, è uno scenario non solo che dilata enormemente i tempi, ma che per assurdo finisce involontariamente, come dire, a giocare un po' per il re di Prussia, no? Perché, faccio un esempio banale, c'è il famoso phase out del carbone che è fissato in quella per il 2025. Voi capite che se arriviamo al 2025 senza sufficiente energia rinnovabile a sostituire, le E.ON, l'Enel, eccetera, avranno tutto il gioco facile a dire, beh, invece siamo costretti a lasciare con quello che comporta in termini di cancro per la popolazione, di riscaldamento globale, no? Il Montiferro l'abbiamo visto tutti e sappiamo cosa vuol dire. Insomma, come se ne esce? Io credo e spero che sia una terza strada, enormemente più complessa perché enormemente più politica, cioè la strada del rilancio. Una vittoria anche di movimenti ecologisti, non solo sardi e globali, che è come dire, il discorso di energia qualche anno fa era solo il discorso fossile, oggi il discorso di energia siamo su una diretta sul rinnovabile, ma non basta. Non basta perché aggiungere nuove energie rinnovabili non è sufficiente se tu non togli il fossile. Togliere il fossile vuol dire la Sarlux, la SAR, queste cose intoccabili che nessuno parla mai di chiudere, ma anche fermare il metano, ma anche chiudere il carbone, ma anche, aggiungo, far sparire i motori delle macchine, le caldaie a gas e così via e così via. Una questione che non è solo energetica nel senso tecnologico, ma anche politica. Rilanciare vuol dire che gestiamo la nostra energia, capiamo quanta energia ci serve e perché scopi, gestiamone la proprietà che appartiene energia. In Sardegna abbiamo casi meravigliosi di comunità rinnovabili, e comunità energetiche rinnovabili, non sono chiaramente un'alternativa ai grandi impianti per ragioni tecniche, ma sono un esperimento che andrebbe incredibilmente esteso che la nostra regione non sta valorizzando. Ora, come si delinea nel pratico questa strada? Io
prima alzo le mani, penso che sia un discorso collettivo, è qualcosa che dobbiamo capire tutti assieme. Delle idee ce le ho. Nell'immediato vorrei vedere una regione che si siede al tavolo per trattare, non ti viene a mettere le pale eoliche, eccetera, ma anche una regione che predisponga le reti, gli impianti e quant'altro, soprattutto una regione che dica bene, mettete le pale eoliche, bravi, bene, bis, ci state togliendo il carbone nel 2025, se non prima, come promesso. Questo che la mia regione fare, che mi sembra non ce l'abbiano neanche tanti camere del cervello. E nel medio periodo, noi fra poco voteremo alle regionali, mi piacerebbe tanto votare una lista che abbia la regionalizzazione degli impianti, anche quelli che esistono, una nazionalizzazione a livello regionale, la nascita di un'azienda regionale pubblica, totalmente pubblica, votata al bene comune, non al profitto dell'energia. Mi piacerebbe tanto votare una lista che abbia questo in programma, non so se ce ne sarà un in campo con queste idee chiare. Questa è quella che mi sembra la strada. Una cosa, perché poi stiamo parlando giustamente di decolonizzare l'ambientalismo. Perché questa strada si possa seguire sarebbe un movimento. Non arriverà dall'alto, non arriverà dai politici, non nemmeno dalle aziende. Serve che arrivi dal basso. E perché arrivi dal basso, noi per primi abbiamo il dovere di creare un discorso pubblico pubblico. Il discorso pubblico vuol dire allontanare certe polpette avvelenate che secondo me spesso ci stiamo mangiando. Ce le mangiamo anche in buona fede. Io sento in continuazione dire nel dibattito pubblico abbiamo tutta l'energia che ci serve, tanto che la esportiamo, è una gran balla. Una balla che sta venendo detta, perché con l'energia certo che ce l'abbiamo, ma è fossile, tanto si riferisce solo all'energia elettrica, tutta l'energia appunto delle macchine, delle caldaie, eccetera, che va decarbonizzata. Io sento ancora dire in giro non è possibile un futuro 100% rinnovabile. Io sono molto contento di aver sentito in questa diretta Italia Nostra dire noi vogliamo una Sardegna 100% rinnovabile. Sono contento che il nostro nazionale dice il contrario. Sapete che sono sulle rinnovabili, sono una retorica sul fatto che le rinnovabili non siano sufficienti. Se la nostra regionale si distacca da questa cosa, mi sono felicissimo, perché è anche giornalisticamente una cosa che va detta con chiarezza. Voi sapete, no? Il principale quotidiano sardo si chiama Unione Sarda. Se andiamo domani mattina a comprarlo, una volta su due troveremo un grande prezzo anche rinnovabili, che finisce dicendo che poi c'è il metano, eccetera, eccetera. Qualcuno dice che non mi sentite bene. Devo rifare tutto a capo, che è fantastico. Sarebbe No, ti sei sentito male, ma ti sei sentito, Lorenzo, puoi continuare, puoi concludere. Un esempio di rischi coloniali che vedo, so che forse i miei interlocutori non saranno d'accordo, però penso che questo dibattito serva perché è davvero il nostro futuro e ce ne dobbiamo occupare. Io leggevo da poco un resoconto di una riunione di sindaci appunto nel Montiferru, se non ricordo male, esattamente sul tema delle pale eoliche. Sono sindaci che non conosco e che non ho dubbi siano persone incredibilmente oneste e dedite alla loro comunità, lo dico senza nessuna ironia. E poi sono state riportata al giornalista, ovviamente non era presente, un sindaco, mi ricordo quale, che diceva il nostro territorio non è adatto agli aerogeneratori, cioè non è adatto alle pale eoliche. Il nostro territorio ha deciso, la comunità ha deciso che vuole vocarsi al turismo. È una cosa forse impopolare, trovate estremamente coloniale, anche se inconsciamente, sicuramente inconsciamente come argomentazione. Votare il territorio al turismo e solo al turismo, rinunciare alla produzione di energia pulita per il turismo vuol dire legarsi all'economia più povera e schiava che ci sia. Come funziona il turismo? Il turismo funziona che dai soldi a un paio di albergatori, ma per un posto buono di lavoro che crei, ci sono 10 camerieri precari. Ecco, pensare che per questa economia qua tu sacrifichi la produzione di energia pulita è inconsciamente estremamente coloniale. No? La Sardegna è periferia. Queste cose, l'energia se ne occupano le regioni serie, la Lombardia, Barcellona, quel che è lei. Noi ci occupiamo del turismo e di altre scemenze simili. Non solo, dire che le pale eoliche fanno male al turismo perché non piacciono al turista, perché non piacciono al milanese che ci viene a vedere. Io penso che questa sia una mentalità coloniale assolutamente in buona fede, inconscia, assimilata, però da combattere. Insomma, ho già parlato tantissimo, siamo sui 10 minuti, cerco di finire. Io penso che ci siano tante rinnovabili, ne servono in fretta perché abbiamo pochissimo tempo. Credo che vorrei vedere questo discorso fatto da sardi, non fatto da un'azienda contro l'altra, non vedere il derby fra Enel e Snam, una che spinge più sui rinnovabili, l'altra che spinge più sul gas, e noi appunto a vedere una gara tra elite. Vorrei che questo discorso lo facessimo noi. Per questo sono molto d'accordo con Roberto quando diceva poi ci rivedremo in presenza con altra gente. Ogni tanto siamo tutti maschi, eppure uno di donne che se me ne avrebbe da dire. Insomma, serve per un discorso collettivo, non arriverà la persona con la singola risposta e non certo che lo possiamo fare. La sfida è riuscire a farlo in fretta. Il tempo quello veramente spinge. Grazie Lorenzo, grazie davvero. Do la parola a Cristiano Sabino di Filosofia del Logo. Sì, salve, mi sentite? Sì.
Perché Lorenzo Tratti si sentiva con la connessione un po' traballante. Allora, io insomma partecipo a questo dibattito non da esperto insomma, di questioni energetiche, ma da autore in qualche modo di un articolo che ha dato anche il titolo a questo incontro, perché per il numero 3 di Filosofia dei Logu ho pubblicato un articolo che si chiama Decolonizzare l'ambientalismo, come la ragione coloniale si tinge di verde. Questo articolo è partito diciamo da un'intervista del presidente nazionale di Lega Ambiente sulla Nuova Sardegna lo scorso 10 dicembre, che insomma è stata a cui è stato dato moltissimo spazio. La Nuova Sardegna, per chi ha comprato il giornale, insomma, lo scorso 10 dicembre, apriva proprio a tutta pagina, prima pagina, con un titolo assai di effetto e molto manipolatorio. Gli ambientalisti, 2 punti, sì a eolico fotovoltaico. Poi sfogliando il giornale, a pagina 3 si trovava appunto una lunga intervista con un titolo altrettanto manipolatorio, le rinnovabili salvano l'isola. Siccome il collettivo di cui faccio parte, io parlo a titolo personale ovviamente come autore dell'articolo, però insomma il collettivo di cui faccio parte ha come mission, come obiettivo quello di decolonizzare la ricerca, la filosofia, la ricerca in Sardegna, quindi decolonizzare anche le narrazioni che vengono svolte. Ho pensato che fosse importante, insomma, decolonizzare questo tipo di narrazione. Per quale motivo? Perché nell'intervista di Ciafani si trovano tantissimi luoghi comuni che dal mio punto di vista vanno smantellati. Ce ne sono diversi, io qua ne affronterò soltanto qualcuno giusto a titolo esemplificativo, ma parto insomma, da quello che ho chiamato il sillogismo della subalternità. Cioè il sillogismo della subalternità è un ragionamento vizioso, fondamentalmente, che si basa su delle premesse vere. Le premesse vere sono quelle di cui abbiamo discusso oggi, cioè che la crisi climatica esiste e che bisogna andare verso le energie rinnovabili, che anche in Sardegna bisogna dare spazio alle energie rinnovabili, perché insomma tutto quello che vediamo, anche Lorenzo parlava delle denunce di ultima generazione che sono da sposare in termini generali, ma queste basi, queste premesse, come si sostiene appunto nel ragionamento logico, sillogistico, possono anche dare poi vita a delle conclusioni errate. La conclusione errata, che in parte ho visto anche nel ragionamento di Lorenzo, è che la Sardegna debba in qualche modo farsi carico di questa di questa situazione, producendo quante più paleoliche, cioè installando quante più paleoliche, quanti più pannelli fotovoltaici a qualunque condizione. Io non sono d'accordo, e non sono d'accordo che questa sia una conclusione da sposare, perché questo significa appunto dare carta libera, dare mandato libero ad un sistema, ad una serie di azioni che per forza ci sfuggono di mano. Soprattutto ci sfuggono di mano in una situazione dove sappiamo benissimo la questione energetica è intrecciata alle dinamiche geopolitiche che noi non controlliamo per niente. Quindi la domanda che si fa è perché la Sardegna deve in qualche modo essere disponibile, darsi nella piena disponibilità di questa esigenza generale, dopo che la Sardegna stessa ha subito tutta una serie di abusi e di colonizzazioni energetiche che appunto sappiamo, per esempio dallo sfruttamento minerario fino all'industria pesante fino ad oggi. La questione diventa subito chiara se poi andiamo a analizzare la questione il tema delle comunità energetiche. Io insomma mi sarei aspettato dagli ambientalisti che facessero una battaglia in regione per fare in modo di produrre di scrivere una legge per le comunità energetiche,
Da poco è stata l'assessore Pili, sto parlando dello scorso 5 ottobre 2022, ha annunciato ben 14 milioni ai comuni per le comunità energetiche, per il reddito energetico. Questi 14 milioni che andrebbero poi spalmati in non so, sembrerebbe che si sia bloccato Cristiano. Oh. Questo è il fossile che ci boicotta, non ci fanno più parlare. In 2 anni. È ritornato, sì, si è ritornato. Da dove No, è durato solo un minuto, Cristiano. Okay. È durato solo un minuto. Neanche un minuto, Okay. 20 secondi, 30. Stavo parlando di questa abbozzo di legge nel testo unico approvato il 4 ottobre del 2022, dove vengono destinati spiccioli alle comunità energetiche. Ecco, vogliamo partire da questo, vogliamo partire da un fronte comune per fare in modo che si parli realmente di comunità energetiche in Sardegna, senza dare 2 spiccioli, e alla connessione anche alla rete generale. Insomma, io partirei da questo invece di sostenere, come fanno per esempio Legambiente, WWF, FAI, mere speculazioni energetiche di multinazionali che fondamentalmente fanno land grabbing, cioè arrivano in Sardegna, mettono annunci dappertutto, lo possiamo vedere anche sui social, ci compaiono in continuazione annunci di multinazionali che cercano avidamente territori da comprare a bassissimo prezzo, perché sappiamo benissimo che i prezzi dei terreni agricoli sono bassissimi appunto per la crisi agricola, per il crollo dei prezzi dei terreni agricoli. Noi dovremmo opporci a questo, non sostenere. Quindi io penso che sia una narrazione quella da smantellare, degli ambientalisti che si oppongono, degli ambientalisti che sostengono le pale eoliche, purché sia, i campi fotovoltaici, purché sia. Perché intanto gli ambientalisti, ci sono tanti ambientalisti, non soltanto Legambiente, come abbiamo visto, ci sono anche tanti gruppi insomma, che la pensano in maniera diversa, e poi questa è una narrazione che produce fondamentalmente una visione completamente coloniale. A questo mi ricollego ad un articolo che hanno scritto da poco, il 15 dicembre del 2022, è uscito sul Fatto Quotidiano, Roventini, Virgillito e un altro autore che adesso non mi ricordo, forse Maria Enrica, che fondamentalmente sostengono il fatto che l'Europa e anche l'Italia sono piene di zone di sacrificio, cioè aree geografiche fondamentalmente destinate a sopportare i costi di quella che è appunto di quella che viene definita transazione o rivoluzione energetica. Il problema è: ma è possibile una rivoluzione energetica senza una rivoluzione sociale, senza una rivoluzione che fa i conti con la disuguaglianza dei territori, con il fatto che ci sono interi territori, intere comunità locali che sono soggette a un ricatto, per esempio occupazionale, relativo al fatto che appunto molti vendono i propri terreni perché l'agricoltura e la pastorizia sono in crisi da anni. Dal mio punto di vista, discutere di ambientalismo senza porre questa questione è mero giardinaggio, come si dice di solito, perché noi stiamo prescindendo appunto dalla vera questione, che è la questione dei territori. Su questo io non penso che cioè possiamo fare finta di niente, cioè del fatto che gli ultimi governi dal Conte 1 al Conte 2 a Draghi fino ad arrivare alla Meloni, tutti sostengano che il meridione, il sud e le isole, quindi la Sardegna e la Sicilia, debbano diventare hub energetici. Lo sostengono perché evidentemente vogliono scaricare su di noi, vogliono su di noi, soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia, la quota necessaria per
per mandare avanti la cosiddetta transizione energetica, questa rivoluzione energetica. Una rivoluzione energetica che però allo stesso tempo si accompagna al carbone che rimane, perché sappiamo benissimo anche con la questione della geopolitica le centrali a carbone, per esempio, sono state prorogate, no? Anche in Sardegna, questo lo diceva anche Lorenzo prima. Quindi sostanzialmente, insomma, io penso che bisognerebbe partire da un discorso di controllo di questo processo. Controllo di questo processo vuol dire innanzitutto, ecco, mi piace l'idea della regionalizzazione che stava proponendo Lorenzo, mi piacerebbe vederci in presenza per capire come, per capire anche la tempistica, per capire come si possa connettere questo alle comunità energetiche. Un'altra questione che va assolutamente smantellata è la mitologia delle buste paga, che se noi andiamo a sostituire i termini uguali a quella che faceva Rovelli, a quella che faceva Sodo, a quella che faceva la Democrazia Cristiana negli anni 50 e 60, Ciafani scrive delle cose dal mio punto di vista imbarazzanti. Scrive: con le rinnovabili si mette in campo un percorso che crea nuovi posti di lavoro, molti figli di Sardegna non dovranno più andare a studiare e lavorare fuori dalla Sardegna, ma in futuro saranno i figli del nord a venire in Sardegna. Qua siamo proprio ad un livello, non so, imbarazzante, da libro cuore, una narrazione veramente insopportabile. Mi chiedo come si faccia a sostenere queste tesi. Io penso che le comunità energetiche possano portare ad avere degli sconti in bolletta, possano portare ad avere una ricaduta sul territorio, ma non capisco quale ricaduta sul territorio possono avere mega impianti fotovoltaici e solari che qui non sono d'accordo con Lorenzo, molto spesso vanno a devastare il territorio. Il territorio non è per così dire un non luogo astratto, privo di legami e privo di, cioè nella narrazione di Legambiente, di Cingolani, di Draghi, del WWF, i territori scompaiono, no? Invece i territori non possono scomparire, i territori non possono essere rimossi, perché i territori hanno un profondissimo legame con la storia, con le comunità. Noi andiamo a mettere, per esempio, a impiantare un parco fotovoltaico enorme in una zona che vive non soltanto di turismo, anche di turismo, ma che vive di artigianato, che vive di piccole produzioni, e noi devastiamo quel territorio, lo riduciamo in schiavitù, creiamo una nuova monocultura. E da questo punto di vista la Sardegna, che appunto secondo Ciafani dovrebbe diventare un laboratorio che mostra al mondo come si abbandonano le fonti fossili, no, diventerebbe un laboratorio di subalternità, di nuova subalternità. Un laboratorio di abbandono alle fonti fossili lo diventerebbe se le comunità gestiscono e dirigono questo processo. Ma non possiamo far ricadere sulle spalle delle nostre comunità le sorti del mondo, le sorti del globo. Non so bene i tempi, insomma, penso di avere ancora qualche minuto. Io, insomma, rileggendo Gramsci, prima di questo intervento, ho ritrovato un passaggio che io penso che sia veramente attuale. Scriveva Gramsci sull'Avanti nel 1920. È necessario ricordare che lo Stato italiano si è costituito e sviluppato imperialisticamente per fare gli interessi di ristretti gruppi capitalistici dell'Italia settentrionale. La grande industria e l'alta banca posseggono oggi il potere di Stato e lo usano per estorcere profitto sia alla classe operaia direttamente soggiogata, sia alle regioni dell'Italia meridionale e delle isole, sotto forma di tariffe doganali, di un sistema fiscale che fa gravare sulla miseria del meridione delle isole le spese generali dello Stato. La Sardegna si trova quindi nei confronti del governo centrale in condizioni economiche e politiche simili a quelle della classe operaia nei confronti del capitalismo. Io penso che questa visione di Gramsci sia assolutamente attuale. Se oggi insomma Gramsci fosse tra noi, parlerebbe anche di appunto gravame energetico, cioè si vuole far gravare su un territorio già impoverito
appunto i costi di questa transizione energetica per fare che cosa? Per fornire a buon mercato energia all'industria del nord, nel migliore dei casi, o nel peggiore dei casi per me la speculazione, come giustamente ha ricordato Deli Peri. Quindi insomma io penso che questa narrazione vada completamente smontata. Questa mitologia delle buste paga della Sardegna come laboratorio per liberarsi dal fossile vada smontata, e la ragione coloniale di cui si stanno facendo portatori tutti i governi trasversalmente, senza purtroppo nessuno escluso, e questi ambientalisti che io definisco da cortile, un po' come Malcolm X definiva negri da cortile, i neri, che in qualche modo i cittadini nordamericani neri che non mettevano in discussione il razzismo e lo sfruttamento dei bianchi sui neri, e quindi definisco questi ambientalisti da cortile, perché il loro ambientalismo è un discorso meramente di facciata o meramente centralista e di comodo, che non tiene conto assolutamente dei territori, non tiene conto della giustizia sociale e non tiene conto delle esigenze di un intero popolo che ha subito tanti abusi e che non per questo deve continuare a subirne di nuovi. Mi fermo qua, poi ovviamente sarò disponibile per altre domande. Allora, grazie Cristiano Sabino di Filosofia del Logu. Ora, ok, eccoci qui. Va bene, io direi che insomma, intanto ci tengo a ringraziarvi uno per uno, e anche a comunicarvi che ci sono state ben 50 persone collegate tra la pagina Facebook del Manifesto Sardo e la pagina YouTube, ben distribuite, devo dire, perché probabilmente Cristiano mi raccontava nei giorni scorsi di aver condiviso il link di YouTube tra i colleghi, le colleghe docenti dei COBAS, hanno anche pubblicato l'avviso della diretta nel loro sito, per questo li ringraziamo. Insomma, quindi c'è stata una buona condivisione mediatica di questo evento, c'è stata tanta curiosità, c'è stata tanto interesse, tante persone che sarebbero volute intervenire a nome loro, a nome delle loro organizzazioni, quindi per questo, come dicevo ai relatori prima della diretta, ci sarà sicuramente una iniziativa organizzata in presenza, a cui secondo me dovrà seguire un appello rispetto a ciò che sta accadendo e alle preoccupazioni che sono emerse stasera, che hanno ribadito anche Stefano e Graziano. Discorso a parte, quello che vorrei fare a Cristiano nel ringraziarlo per l'ottimo articolo sull'ultimo numero di Filosofia del Logu, perché secondo me questo è un articolo che non è rivolto tanto alle compagne e compagni sardi, ma a molte compagne, a molti compagni, molti amici del continente che militano nelle organizzazioni di sinistra, vivono la lotta per il clima nelle azioni per il clima, e secondo me non comprendono la geografia politica, sociale e culturale della Sardegna, e ciò si è verificato anche nei commenti durante la nostra diretta. Insomma, quello che vorrei dire è che insomma non viviamo nel Paleolitico, e non era una diretta e non era un
un'iniziativa a difesa del carbone, a difesa dei combustibili fossili, perché siamo diventati pazzi. No, non siamo diventati pazzi, siamo persone che vivono la sinistra, siamo persone che vivono e abitano le azioni ecologiste, però siamo anche consapevoli dei tentativi di sfruttamento da parte di grandi gruppi multinazionali, siamo consapevoli e responsabili di ciò che accade non da ieri ma da oltre 30 anni, da oltre 40 anni nei vari tentativi di costruzione di un modello economico e di sviluppo sbagliato che ha avvelenato la Sardegna. Quindi, cari amici e compagni del continente, non venite a insegnarci che cosa dobbiamo fare se prima non vi informate su ciò che sta accadendo realmente nel tessuto politico, sociale e culturale della nostra isola. Non so se vogliamo dirci due cose prima di salutarci. Graziano. Sì, io niente, intanto voglio indubbiamente ringraziare, è stato interessanti gli interventi di tutti e preziosi anche, per cui faremo tesoro e nello stesso tempo ci rendiamo disponibili per un incontro più ampio in presenza, perché noi siamo in questo momento impegnati nella questione energia in Sardegna. Stiamo presentando osservazioni a tutte le richieste di concessione di demaniale marittima, non perché, ma lo abbiamo già detto, non perché siamo contrari alle energie rinnovabili, anzi vogliamo le energie rinnovabili, vogliamo impianti eolici, vogliamo anche impianti fotovoltaici, ma non può decidere l'ultimo speculatore dove piazzarli, lo dobbiamo decidere noi assieme alla comunità. Questa è la strada. Per cui, insomma, di queste cose, insomma, vogliamo continuare a discutere anche per imparare. Grazie. Graziano. Stefano. Sì, concordo con quanto ha detto Graziano. Soggiungerei giusto questo, proprio per far capire che non è una questione contro le energie rinnovabili, assolutamente, è una battaglia dura, difficile, complessa sul piano giuridico, sul piano dell'informazione, per far capire che quello che si sta facendo adesso non è transizione verso le energie rinnovabili, ma è spesso e volentieri pura e semplice speculazione. Basti vedere una cosa: è inutile oggi, prima di avere qualsiasi progetto approvato, chiedere e pretendere la concessione di centinaia di chilometri quadrati di mare territoriale e non territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io per 30 anni, 40 anni vado ad accaparrarmi centinaia di chilometri quadrati di mare, a prescindere dal fatto di avere o meno l'autorizzazione per la realizzazione della centrale eolica offshore. Ho visto un commento proveniente sicuramente da qualcuno che stava seguendo. L'eolica offshore è tutto bello, tutto buono, ma innanzitutto se serve, dove serve e soprattutto se è autorizzato. Quindi oggi andare a chiedere e pretendere di ottenere centinaia di chilometri quadrati di mare è pura follia. Sarebbe un puro regalo allo speculatore di turno, perché di quel mare, una volta che ha la concessione, ne fa quello che cavolo vuole. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Altro che le energie rinnovabili, questa è pura speculazione. Se non capiamo questo, è inutile qualsiasi altro discorso. Oggi le logiche non sono logiche finalizzate alla sostituzione del fossile con le energie rinnovabili, sono innanzitutto logiche di accaparramento di territori, di accaparramento di mare e poi si vedrà. Questo è sotto gli occhi di tutti. Basta guardare senza avere né pregiudizi e né tantomeno questa fiducia estrema
in qualcosa che non se la merita, perché oggi la politica energetica in realtà non è pianificata, come abbiamo visto, non si capisce chi l'ha decisa e soprattutto non si capisce dove voglia andare a parare. Sì, cerchiamo di fare anche un'occasione di incontro pubblica in presenza e cerchiamo di parlare di quello che è lo stato reale delle cose. Grazie. Grazie a te Stefano, concordo con Ninni, secondo me va organizzato in centro Sardegna e secondo me va predisposto anche un appello all'adesione di un'assemblea pubblica che possa coinvolgere tutte le voci della Sardegna. Lorenzo. Allora, intanto mi unisco ai ringraziamenti a te Roberto, ma a tutti quanti per gli interventi, a chi ci ha ascoltato, insomma, farsi di sabato sera 1 ora e mezza sull'energia rende onore a chiunque sia stato qua a sentirci, quindi complimenti. Ve l'ho detto all'inizio, io mi prendevo il ruolo del gretino, cioè dal giovane ignorante che pensa, del giovane arrogante, perdonatemi, che pensi dare lezioni agli altri e continua a farlo fino alla fine. Io credo che ci sia una questione gigantesca, cioè quella della transizione, che molto spesso ancora anche a sinistra è anche un po' diciamo, un ecologismo delle generazioni precedenti alle mie, su cui la mia generazione deve tantissimo, e sottovaluta tanto quello che è la crisi climatica in un territorio come la Sardegna che non se lo può permettere di sottovalutarlo. Il Montiferru la ricordarcelo, le alluvioni sono la ricordarcelo, la siccità la ricordarcelo. Concludo con un aneddoto, una cosa che a me ha colpito qualche tempo fa e mi sembra interessante raccontare. Io un anno e mezzo fa andai a Glasgow in Scozia per la conferenza delle parti, cioè l'incontro negoziale delle Nazioni Unite sul clima. E fuori dalla conferenza c'erano proteste enormi, credo le più grandi proteste del movimento per il clima, 250.000 persone in piazza, ed era pieno ovviamente di bandiere scozzesi, il tema della sovranità in Scozia è sentito quanto in Sardegna e anche di più a livello di penetrazione politica, eccetera, eccetera. E mi colpì una cosa, noi eravamo là come giornalisti, andavamo a intervistare i manifestanti con le bandiere scozzesi, dell'SNP, eccetera, e loro tutti ci dicevano una cosa, loro erano fierissimi di avere il mare pieno di pale eoliche, perché la Scozia ha il 97%, è uscita nel 2019, se non sbaglio, a produrre il 97% della propria energia elettrica da rinnovabili, ovviamente contando l'interscambio, ed erano assolutamente indignati del fatto che nonostante questo il governo inglese, da cui ovviamente dipende, il governo britannico, diciamo, gli stesse costruendo un oleodotto di cui ora non ricordo il nome perché nel mare del Medio è anche pieno di petrolio. Ora ci sono rapporti di forza in Scozia e in Sardegna diversissimi, però ecco una prospettiva che a me ha molto colpito, quanto per loro l'idea di essere così pieni di quelle risorse fosse un'occasione di riprendersi la sovranità. Vi ringrazio ancora a tutti, assolutamente rivediamoci in tanto da qualche parte. Grazie Lorenzo, volevo ridare la parola a Cristiano e poi possiamo concludere, se riesco a riattivare il suo microfono. No Cristiano, non ci riesco, provaci tu. Okay. Mi sentite? Sì? Sì, okay. Sì, no, vorrei rispondere, ho visto dei commenti, vorrei rispondere a chi dice che insomma chi si oppone non alle rinnovabili, perché nessuno qua si oppone alle rinnovabili come è emerso chiaramente, ma chi si oppone alla monocultura e alle speculazioni, alle multinazionali, insomma questo approccio per così dire schiacciasassi, no? Verso cui si parla di colonizzazione, di speculazione, che usa la scusa delle rinnovabili per fare cassa fondamentalmente. Questo è il discorso. Chi si oppone a questo progetto non combatte il fossile, non combatte con la stessa veemenza il fossile. Questa è una cretinata, perché i movimenti per l'autodeterminazione hanno combattuto profondamente, per esempio la Saras, Porto Torres, io sono di Sassari, le lotte per le bonifiche, lotte quando fino a qualche anno fa, non dimentichiamocelo, si negava l'avvelenamento dei territori, si negava che queste industrie producessero avvelenamento, prima ancora dell'istituzione dell'ARPAS, prima che iniziassero quelle che sono le bonifiche in atto.
i movimenti per l'autodeterminazione sono sempre stati legati al territorio e all'ambiente. Il concetto stesso di autodeterminazione, di democrazia, di legame col territorio è ambientalista ed ecologista. La questione però è che non si può pensare che la Sardegna diventi la batteria del Nord Italia o dell'Europa, come ha annunciato la Meloni il giorno prima da Mentana, il giorno prima delle elezioni, come poi ha riproposto in varie altre occasioni, l'hub energetico europeo. Cioè, noi dobbiamo appunto, cioè, come diceva Stefano De Liperi, ma chi l'ha deciso che la Sardegna deve avere deve avere nei prossimi anni 150% in più delle paleoliche che già abbiamo? Chi l'ha deciso? Cioè, le comunità sono state interpellate, le modalità soprattutto in cui questo si propone sono state interpellate. Noi siamo anni che chiediamo un piano energetico regionale, è da anni che lo chiediamo, è da anni che chiediamo di dotare le aziende agricole, per esempio, di dedicare la possibilità alle aziende agricole di avere a costi vantaggiosi, addirittura a fondo perduto, la possibilità di autosostenersi energeticamente con le rinnovabili, ma in maniera appunto democratica, controllata e legata al territorio, non con questa invasione barbarica devastante che distrugge la nostra economia, non serve a eliminare il carbone e la produzione del carbone, perché non verrà eliminata la produzione del carbone grazie al precedente governo, cioè quello Draghi, e non serve a combattere il cambiamento, insomma, a calmierare il disastro ambientale del cambiamento climatico. Serve soltanto a rendere ancora più subalterna, ancora più schiava e ancora più colonizzata e coloniale la nostra posizione nei confronti dello Stato e di chi manovra le nostre vite. Questo vorrei che fosse chiarissimo, insomma. Comunque sì, vediamoci in presenza e buttiamo giù, sicuramente troveremo dei punti di accordo, insomma, da proporre alla società, per fare in modo che, sono d'accordo con Lorenzo, non saremo spettatori di fronte a questo passaggio epocale. Va bene, grazie Cristiano, condivido tutto quello che hai detto, concordo sull'opportunità e la necessità di rivederci in presenza. Ringrazio i nostri relatori, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito dall'inizio fino alla fine di sabato sera. Grazie ancora. Questo video si potrà ritrovare, questa diretta si potrà ritrovare nelle pagine social del Manifesto Sardo, su YouTube e su Facebook. Poi verranno pubblicati anche i singoli interventi nella nostra pagina Instagram. Grazie a tutti, buona serata e buon fine settimana. Grazie a tutti e a tutti, ciao.